Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Punto in Regione insieme al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, partiamo con le notizie più importanti e partiamo da lontano, perché manca veramente poco al Regional Day del Friuli Venezia Giulia, l'Expo di Dubai 2020, che sarà in programma proprio il 25 febbraio nel Padiglione Italia. Logistica, ricerca e turismo saranno i tre asset principali su cui la Regione ha scelto di puntare proprio per presentarsi agli investitori internazionali, ai quali si collegano direttamente e indirettamente tutte le principali attività produttive del territorio. Quali sono le aspettative e i programmi? Beh, intanto siamo a Dubai in questi giorni con una delegazione formata ovviamente dalla parte tecnica regionale, dove per esempio il direttore di Agenzia Lavoro e Sviluppo Imprese, i direttori competenti per quanto riguarda la sostenibilità, il turismo, saranno presenti o in presenza o in remoto per i contatti con diciamo player di carattere internazionale e investitori di carattere internazionale. Non solo, noi cercheremo di puntare sulla capacità attrattiva di questa regione. Lei giustamente ha ricordato i tre asset fondamentali, che sono quelli sicuramente legati al turismo, e per questo stiamo lavorando anche insieme all'aeroporto per creare nuove tratte di collegamento con l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Dall'altro lato riusciamo anche a portare per esempio un contatto importante con fondi di investimento internazionale che possano scegliere il Friuli Venezia Giulia sia per investimenti di carattere immobiliare, ma anche ovviamente per tutte quelle attività produttive. Penso all'Hydrogen Valley, che sarà un nostro punto importante nel PNRR nazionale, oltretutto un Hydrogen Valley transfrontaliere insieme a Slovenia e Croazia, o penso per esempio ai fondi che abbiamo messo a disposizione per la ricerca farmaceutica e creare quindi un valore aggiunto importante nel nostro territorio. Dall'altro la parte logistica, sarà presente insieme a me il presidente dell'autorità di sistema portuale, con il quale incontreremo e andremo fisicamente al porto di Dubai per cercare ovviamente di creare quei contatti di collaborazione tra il porto di Trieste, uno dei principali porti, anzi il principale porto italiano e tra i principali europei, e il porto di Dubai. Un incontro strategico e importante, soprattutto in un momento economico anche molto delicato. E un aspetto insomma anche importante per la nostra regione è certamente quello del turismo, quindi guardiamo il futuro, alla prossima stagione turistica ormai molto vicina, anche verso un processo di normalizzazione nel combattere la pandemia. Quali sono le aspettative della regione da questo punto di vista, anche insomma in un'ottica non solo regionale ma anche internazionale, visti anche i nostri confini? Beh, intanto stiamo lavorando anche come conferenza delle regioni per andare appunto verso una normalizzazione. La pandemia fortunatamente, grazie ai vaccini, siamo riusciti a contenerla e la stiamo contenendo. Mi auguro ovviamente prosegua in questo modo, perché purtroppo il virus ci ha abituato anche a cattive sorprese. Per oggi siamo ottimisti e vediamo che le protezioni che ci stiamo dando stanno funzionando, stanno diminuendo ospedalizzazioni e terapie intensive, quindi dobbiamo andare verso un processo di normalizzazione, che vuol dire andare a togliere anche gradualmente tutte le limitazioni in essere. Io mi auguro ovviamente, anzi sono convinto, che soprattutto nella stagione estiva, con una stagione di grande richiamo turistico, potremo essere di fatto senza più alcuna limitazione. Questo può essere utile sia per la capacità di attrarre turisti, e per questo Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando per una promozione importante di questo territorio. Non a caso, proprio con Io Sono Friuli Venezia Giulia andremo anche su piattaforme nazionali per promuovere il nostro territorio e per promuovere le capacità anche e l'offerta turistica che il nostro territorio può garantire. Ci stiamo credendo molto, penso che sia il momento giusto di investire, non soltanto appunto a Dubai come abbiamo parlato, ma in generale sulla promozione, perché oggi la gente ha voglia intanto di spostarsi, di muovere, di conoscere, e dall'altro le imprese hanno voglia di investire. Adesso dobbiamo essere presenti sul mercato, perché il momento di rilancio, soprattutto con la fine delle limitazioni, può essere un momento propizio per cercare di arrivare prima degli altri. Certamente la fine delle limitazioni sarà un passaggio importante per poter ritrovarsi sul mercato ed essere competitivi. Certamente è importante anche la gradualità, come ha voluto sottolineare, e da questo punto di vista un occhio ovviamente al piano riorganizzativo anche della sanità regionale, nella quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo 750 milioni di euro proprio per potenziare e privilegiare la sanità territoriale. Sì, è un piano mastodontico, come ho avuto modo di definirlo,
Tenete conto che nelle precedenti amministrazioni regionali gli investimenti in 5 anni sono stati poco più che 200 milioni di euro. Noi ne mettiamo, insieme ovviamente a una partnership col governo, ma come c'era stato anche in passato, e grazie anche al PNRR, più di 3 volte tanto. Un investimento che va sia dal potenziamento dei grandi ospedali, ma va in particolar modo sul potenziamento della rete territoriale della sanità, quindi sul territorio. Cercheremo di creare una sanità diffusa, dove ovviamente negli hub ospedalieri ci saranno le grandi operazioni e la grande richiesta di acuzie sanitarie, ma dobbiamo riuscire a garantire anche una risposta più vicina al cittadino, soprattutto per quanto riguarda le cronicità. Con queste, per esempio, ci sono 52 case della salute con le quali riusciremo a coprire tutto il territorio regionale, ma non solo, abbiamo anche il potenziamento degli ospedali più piccoli con un investimento specifico per caratterizzare l'attività di quegli ospedali. Questo cosa vuol dire? La caratterizzazione di quelle attività vuol dire garantire il futuro di quegli ospedali, perché se tutti gli ospedali, anche quelli piccoli, vogliono fare l'imitazione dell'ospedale grande, il risultato è che non avranno più chi curare, perché la gente si rivolgerà ai centri di eccellenza, che gli garantisce ovviamente maggiore garanzia dal punto di vista della salute. Non solo, i professionisti, se non hanno casistica, sono professionisti che decidono di andare via. Se li specializziamo invece, si sa che quella specializzazione c'è in quell'ospedale, seppur non è l'ospedale hub, e allora sarà attrattivo per gli specialisti, sarà attrattivo per i pazienti, perché sanno che potranno trovare alte professionalità. Una fase importante è sicuramente questo, nell'ottica di guardare un futuro più sereno, ma anche essere pronti poi a superare ad affrontare eventuali situazioni simili. Tornando invece al nostro territorio regionale, per quanto riguarda la riqualificazione e l'efficientamento che riguardano scuole, municipi, impianti sportivi, sono ben 60 i comuni della nostra regione che proprio grazie ai finanziamenti di Regione Friuli Venezia Giulia potranno così intervenire proprio sui centri scolastici, i poli di aggregazione, i campi sportivi, i parchi. Le risorse stanziate sono pari a 10,5 milioni e tra l'altro sarà anche questo un aspetto importante per far ritrovare la socialità. Far ritrovare la socialità è anche qualcosa che guarda al futuro. Perché dico che guarda al futuro? Basti pensare cosa stiamo vedendo adesso come crisi energetica e cosa vuol dire per le pubbliche amministrazioni questa crisi energetica. Se noi, come abbiamo deciso di iniziare anche prima di questa crisi energetica, ma di fare investimenti sul un abbattimento dei costi dell'energia e un'ottimizzazione dei consumi dell'energia, riusciamo anche a garantire in prospettiva per le pubbliche amministrazioni di riuscire a garantire il servizio al cittadino, di poter avere quel servizio sul suo territorio, che può essere appunto dalle diverse impiantistiche o da altri tipi di attività come appunto il verde, i parchi ed altro. O le scuole ovviamente, che sono un altro elemento essenziale. Quindi un cambiamento che noi ovviamente abbiamo voluto finanziare, i protagonisti saranno i comuni, ma senza la regione ovviamente è impossibile trovare le risorse, noi abbiamo deciso di destinarle per aiutare i comuni a compiere questo percorso insieme a noi. Abbiamo parlato prima della stagione che verrà, della stagione estiva, che tutti andiamo a vivere insomma finalmente a pieno. La Regione Friuli Venezia Giulia si è preoccupata e occupata anche delle persone con disabilità, mobilità ridotta, proprio per favorire a queste l'accesso alle spiagge, alle strutture sportive e ricreative all'aperto. Le strutture potranno quindi fare domanda per questi contributi entro il 31 maggio. Di che cosa si tratta? Beh, intanto si tratta di voler anche in questo caso fare un percorso insieme agli enti coinvolti o anche ai privati coinvolti che vogliano favorire l'accessibilità soprattutto appunto nei luoghi turistici. L'accessibilità, io voglio ricordarlo, è sicuramente per chi ha difficoltà magari motorie o comunque qualche disabilità, ma una progettazione accessibile è una progettazione migliore per tutti. Per esempio, io penso non soltanto a queste iniziative che ovviamente sono importanti, ma penso a tutta l'architettura accessibile. Noi dobbiamo sponsorizzare un'attività di questo tipo perché, per esempio, un hotel accessibile è un hotel più comodo anche per chi non ha problemi di mobilità, ma è più comodo e più bello. Quindi non è una nicchia per il disabile l'accessibilità, deve diventare una filosofia organizzativa che vale per tutti, perché al disabile ovviamente permettiamo di essere autonomo e accedere alle strutture o per esempio accedere in questo caso agli impianti balneari o d'altro, dall'altro invece alla persona non disabile di vivere meglio e sfruttare meglio questi spazi. Quindi non dobbiamo dividere
tra chi è abile e chi disabile, delle strutture per disabile ed altro, è per tutti, e questa è una filosofia che secondo me dobbiamo far permeare tutta la cultura sia delle istituzioni pubbliche che del privato. Assolutamente, e a questo punto direi di chiudere in bellezza, visto che ci aspettano anche delle giornate più belle, più lunghe verso la primavera, con i bellissimi luoghi della nostra regione, tutti da vivere. Il periodo di carnevale sarà sicuramente un po' diverso dal solito, ma forse anche il momento buono per goderci la bellezza dei nostri territori. Poi il tempo c'è propizio, e quindi mi auguro che con l'occasione del carnevale e con anche la pausa scolastica che nelle scuole c'è, si possa anche in questo caso, non essendo molti giorni, ma è sempre un'occasione per andare a conoscere le particolarità della nostra regione, le specificità della nostra regione. Devo dire che, e devo fare i complimenti anche all'imprenditoria turistica di questa regione, che anche nei momenti di difficoltà della pandemia hanno deciso di investire. Ci sono stati importanti lavori, per esempio, sia in strutture private, ma penso anche a nuove opportunità turistiche che oltretutto stiamo creando. Penso al turismo invernale, dove stiamo ampliando il demanio sciabile per favorire oltretutto l'investimento privato. Dove c'è demanio sciabile è più facile che il privato decida di investire e quindi creare posti di lavoro ed economia. Penso alla riqualificazione che stiamo facendo al mare, fra tutte l'opera simbolica è la terrazza mare a Lignano. Penso, devo dire, per esempio nel comune di Trieste, gli importanti lavori di riqualificazione della città, che è un enorme richiamo turistico. In questo periodo, fra tutti, ovviamente il grande obiettivo è quello del Porto Vecchio, quale per esempio sarà uno dei punti cruciali che presenterò a Dubai come possibilità di investimento nel nostro territorio. Benissimo, e allora che questo 2022 continui con tante opportunità anche per la nostra regione. Grazie Presidente, noi ci risentiremo per i prossimi aggiornamenti. Grazie a voi, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Se corre riesce a...